Ciao a tutti, io sono Daniele, ho 14 anni. Quest'oggi vorrei presentare un libro che ho avuto il piacere di leggere recentemente, Diario di scuola di Daniel Pennac. Ha una trama molto realistica che convince molto e soprattutto stimola l'immaginazione. Ogni pagina che leggo mi fa innamorare di più di questo libro grazie alle descrizioni dettagliate e dalle situazioni vissute dal protagonista Daniel, che racconta le cavolate che faceva da bambino a scuola. Se non leggete questo libro, secondo me vi perderete molte risate e riflessioni che fa l'autore, e di conseguenza voi perché il libro prende molto e ti fa impersonare l'autore, in questo caso Daniel. Daniel Pennacchioni, soprannominato Pennac, era un pessimo allievo e ottenne buoni voti solo alla fine del liceo grazie a un suo professore che, nonostante la sua dislessia, comprende la passione per la scrittura e al posto di temi tradizionali gli chiede di scrivere un romanzo intero. In questo libro mi ha coinvolto una frase che pensa un professore di questo libro, cioè questo giovane sta commettendo il fallimento che ho commesso quando io ero giovane.